Lo sbarco del KFC in stazione era stato salutato come la soluzione dei problemi. Gente in stazione, movimento per combattere quello che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. I tavolini non ci sono, resta in bella mostra la struttura grigio scuro con l'inconfondibile marchio, simbolo del pollo fritto fast food in tutto il mondo. Si sono arresi anche loro, gli americani, che già sin dall'inizio avevano lanciato un monito ai malintenzionati, e in questa zona ce ne sono molti, a evitare minacce ai dipendenti o comportamenti aggressivi, pena telefonata alle forze dell'ordine. Il plateatico del ristorante, 40 posti circa, doveva rappresentare la rinascita dell'area. Hanno vinto ancora gli spacciatori. I dipendenti che non parlano al microfono dicono che la situazione era difficile. Da qualche giorno, con i clienti solo all'interno, si sta meglio. La stazione intanto continua a presentare un biglietto da visita più che modesto per la città. Da dove arrivate? Milano, Come trovate la situazione qui in stazione a Padova? non bellissima. Vecchiume? È anche un po' così trasandata? Abbastanza. Sì. Meglio Milano. Sì, forse sì. Per ora a perdere è la città di Padova. L'impegno c'è stato, ma la partita segna una sconfitta. A nulla è valso neppure togliere le auto dalla via dove si alternano negozi multietnici, negozi chiusi, come chiuso da anni resta l'Hotel Monaco. Idee ne sono state proposte tante, in parte anche realizzate. Il viale che adesso è intitolato a Norma Cossetto, il Boulevard, era nato proprio con l'intenzione di creare una promenade, una passeggiata a ridosso della stazione di Padova. Per ora nessuna ha funzionato.